Buon pomeriggio, benvenuto a Ore 13 e benvenuti al nostro spazio di approfondimento consueto che precede il nostro telegiornale. Abbiamo in linea con noi il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a voi. Allora, commentiamo insieme l'attualità, a cominciare dalla crisi Electrolux. A che punto siamo? È davvero una situazione drammatica non solo per il nostro territorio, per naturalmente tutti gli stabilimenti in Italia. Beh, è una crisi la cui origine si poteva intravedere già alcuni anni fa, nel senso che è entrato in crisi un modello di manifattura che deve in qualche modo reggere una concorrenza sleale da parte dei player orientali, segnatamente dalla Cina. Di fatto la Cina sta distruggendo il mercato dell'auto in Europa e quindi anche in Italia, particolarmente in Italia e in Germania. Tenete presente che la situazione in Germania è assolutamente critica, noi guardiamo solo il nostro territorio, ma l'anno scorso in Germania sono persi un milione di posti di lavoro. Questo significa che l'Europa deve prendere consapevolezza di questa situazione, perché la concorrenza cinese non è affrontabile con metodi ordinari, perché la Cina non ha un'economia di mercato, ha un'economia statale sussidiata, ha una superproduzione e quindi è necessitata di invadere i mercati esterni. E il mercato più permeabile è il mercato europeo, perché dopo l'ingresso nel WTO della Cina senza condizioni ai tempi di Clinton, noi abbiamo subito una concorrenza immaginando che avremmo aperto un grande mercato in Cina, mentre la Cina ha creato al contrario un grande mercato in Europa. È una concorrenza insostenibile perché avviene in condizioni di dumping salariale, dumping ambientale, non hanno il welfare, tutta una serie, non hanno regolamentazioni green che hanno invece tutte le nostre filiere produttive. I cinesi sono i più grandi inquinatori del mondo e producono tutto quello che serve a disinquinare il mondo degli altri, quindi fotovoltaico, eolico, tutto quello che serve, sono i dominus di buona parte dell'elettronica che ci sta a bordo di tutte le nostre, di tutti i nostri prodotti più, diciamo così, sofisticati, per cui questa competizione può avvenire solo a condizione che l'Europa, fin quando la competizione è così dispari, debba adottare misure straordinarie, che si chiamano semplicemente dazi potenti. Guardate, io ho una disistima totale di Trump, come ce l'ha buona parte del mondo, ma Trump ha messo i dazi su mezzo mondo, compresi noi, compresa l'Europa, perché ha in testa di ricreare la manifattura americana. Gli americani erano grandi produttori di beni durevoli, una volta Made in USA era simbolo di qualità dei prodotti, nelle auto, negli elettrodomestici, eccetera. Per lungo tempo sono stati i dominus di questi mercati, penso alla Whirlpool, eccetera. Dopodiché hanno investito e ritenuto che la società della manifattura potesse essere soppiantata dalla società della conoscenza. Era anche una vecchia idea di Illy, non più manifattura, ma società della conoscenza. Non tutti possiamo essere ingegneri elettronici o Steve Jobs, e la Silicon Valley può dare lavoro a una quantità tutto sommato limitata di persone, mentre noi abbiamo a che fare con milioni e milioni di persone che devono fare un lavoro dal quale ricavano una giusta retribuzione. Noi abbiamo l'obbligo, allora gli Stati Uniti mettono i dati per ricreare la manifattura che non hanno più. Naturalmente è un progetto ambizioso quanto temerario, perché nel frattempo Trump provvede anche a mandare via tutti i messicani che sono quelli che lavoravano nelle fabbriche, che poi dovrebbero lavorare nelle fabbriche, per cui fa due cose, una in contraddizione con l'altra, però questi sono affari loro. Per quanto riguarda gli affari nostri invece, noi abbiamo l'obbligo di mettere i dazi su tutti i paesi che fanno concorrenza sleale per evitare che la nostra manifattura svanisca. E il processo di deindustrializzazione da questo punto di vista è rapidissimo.
Noi pensiamo sta sparendo tutta la filiera della ceramica nelle zone dell'Emilia Romagna, dove si produce la ceramica più performante che esiste al mondo, sta sparendo tutto perché abbiamo altissimi costi di energia, abbiamo misure europee, ETS, il CIBAM, tutta una serie di dazi interni che ci mettiamo da soli, di super tasse interne che aggravano le condizioni della competitività del nostro sistema industriale. Bene, allora se le cose stanno così, noi abbiamo da un lato l'obbligo che l'Europa metta dazi verso il prodotto cinese. Io sono stato, lei forse lo ricorderà, uno dei pochissimi a battersi contro la cessione del porto di Trieste ai cinesi. Destra e sinistra andavano in piazza con le bandiere della Cina popolare a dire benvenuti i cinesi, faremo grandi affari con i cinesi. No, avrebbero fatto buoni affari i cinesi con noi, no? Noi con loro. Ecco, fortunatamente ci pensò il Presidente della Repubblica allora, che rispose a questo grido di dolore e fece spungere dal memorandum understanding che si firmò a Pechino tra Italia, il famoso memorandum delle vie della seta, se vi ricordate, ecco, fece togliere i porti, perché non c'era solo il porto di Trieste, c'era quello di Genova, c'era quello di Taranto, c'era quello di Palermo. Noi saremmo stati come il Pireo, ed era l'inizio di una strategia di conquista senza armi, perché la guerra cinese si fa con il commercio, con il dumping, con l'invasione di prodotti. Se voi andate in una concessionaria di auto, oggi il 30% delle auto sono cinesi. Se vedete la pubblicità, chi la vede durante gli internazionali di tennis, scoprirà che metà della pubblicità di auto che vengono reclamizzate sono cinesi. Magari a qualcuno potrà anche fare piacere, ma chi crede nel valore della manifattura, atteso che l'Italia è la seconda manifattura d'Europa, l'ottava del mondo, ma dobbiamo restarlo e continuando così lo saremo ancora per poco. Ho detto al mio assessore alle attività produttive in regione l'altro giorno che se continuiamo così non sarà assessore all'industria, al commercio e al turismo, ma solo al turismo. Ecco perché non ci sarà più l'industria. Il caso Electrolux è dentro questa situazione. Tutto questo quadro, insomma, certo. Quindi la soluzione, allora innanzitutto quando si parla di perdita di posti di lavoro dobbiamo pensare che sono persone in carne e ossa, che hanno famiglie, hanno figli che devono studiare, hanno mutui da pagare ogni mese perché hanno comprato un piccolo appartamento, devono pagare ogni giorno il pieno della loro auto e lo pagano così caro, quindi è tutta gente che vive di quella roba lì, quindi pensare spensieratamente, in fondo si tagliano 500 posti ma ne restano 300 e ci accontentiamo, non può essere questo il nostro destino e quindi bisogna avere soluzioni creative. E teniamo presente che l'Electrolux è stato un grande investitore in questo paese, un grande investitore in questa regione, da 40 anni investe nell'elettrodomestico nella nostra regione, a Pordenone in particolare, ha alimentato tutta una filiera della subfornitura assolutamente di valore ed importante. Ecco, noi dobbiamo ricreare le condizioni perché gli svedesi di Electrolux, ma tutti gli altri investitori italiani e stranieri trovino conveniente fare industria in questo paese e in questa regione. Di questo bisogna essere consapevoli e soprattutto la politica deve essere consapevole. Non basta politicamente dire l'Electrolux ritiri il piano. Bene, l'Electrolux deve essere indotta a considerare ancora un terreno dove è conveniente investire l'Italia, il Friuli, Pordenone. Dobbiamo rendere competitivi i nostri territori, altrimenti restano frasi vuote fatte per accontentare per 3 giorni quei poveri disgraziati che stanno fuori dai cancelli, che meritano tutto il nostro affetto e tutta la nostra considerazione. E quindi questa è la soluzione che passa necessariamente, insomma, per le scelte del governo nazionale. Anche le scelte del governo e dell'Europa, però per andare a parlare in Europa noi dobbiamo fare, lei si ricorderà, la nostra assemblea c'erano le confindustrie francesi, tedesca, polacca e gli elettrodomestici, parlando dell'elettrodomestico potremmo parlare anche del meccano tessile e di tante altre cose. Ecco, dobbiamo pensare a questa cosa qua. Ecco, noi oggi dobbiamo in qualche maniera convincere e allearsi con tedeschi e polacchi, che sono quelli che producono assieme a noi gli elettrodomestici in Europa, e assieme andare a reclamare ma rapidamente in Europa una politica di contenimento dell'invasione cinese.
Questo è il grande problema. Tremonti lo scriveva 20 anni fa, tirando fuori la teoria della rana dentro la pentola di acqua che finisce bollita, insomma. Che finisce bollita senza accorgersene. Ecco, bisogna che ce ne accorgiamo rapidamente, perché noi siamo la rana. Siamo proprio la rana. Allora, si parla in questi giorni proprio nel rapporto, no, con l'Europa di fondi per l'energia, il piano europeo, e anche una sorta di forse cambio di passo da parte del nostro governo, perlomeno della Premier Giorgia Meloni. Come vede questa sua posizione? Quale? Il fatto che Meloni abbia detto non si può parlare sempre solo di fondi da destinare alla difesa, ecco. Meloni fa bene a dire all'Europa ci vuole, il Rearm EU deve essere debito europeo, cioè quello lì è già debito europeo Rearm EU, ma dico la questione energetica deve essere una questione europea. Chiaro. Però posso dirle una cosa, sì. e lo dico ai miei concittadini friulani, giuliani, italiani. Dico, noi dobbiamo fare i nostri compiti a casa, ci siamo privati del nucleare per un sacco di tempo, io ho proposto di investire nella centrale di Cusco, ho letto levate di scudi, perché mai investire lì, zona sismica, non sismica. Loro, la centrale che hanno già è Westinghouse, quindi non è proprio un catorcio, faranno un altro reattore, investire in quella centrale, atteso che loro faranno il secondo reattore comunque, sarebbe un grande beneficio per i prossimi 40 anni, per portare energia a basso costo per lungo tempo, per almeno 40 anni, al nostro sistema industriale. Dopodiché, do un'altra suggestione. La Meloni è stata bravissima a fare i centri di detenzione per immigrati clandestini in Albania. Se andasse a trattare con l'Albania per costruire 3 centrali nucleari per dare energia a basso costo e sostenibile e senza le ingiurie delle crisi geopolitiche e militari in giro per il resto del mondo, desse energia all'Albania e all'Italia, visto che la connessione elettrica esiste con il cavo Terna che va dall'Albania all'Italia, questa sarebbe non una suggestione ma un programma, visto che noi, nonostante venga reintrodotto nel piano energetico il nucleare, non lo faremo mai, perché non ci sarà mai nessuno che vorrà ospitare né di destra né di sinistra una centrale nucleare. Anche il mini nucleare, che ricordiamo è grande come 2 campi di calcio, non si può nascondere tra le foreste del Carso. Ecco, quindi dobbiamo pensare che realisticamente è meglio che le centrali le andiamo a fare in un paese vicino, un paese amico, dove ormai è quasi una enclave dell'Italia. Torniamo al vecchio impero, qualcuno dei quattro governati magari se lo ricorda. Quindi dobbiamo cominciare a pensare concretamente a fare la nostra parte per affrontare la questione energetica. Se pensiamo e blocchiamo anche l'eolico nel sud, in Sardegna, blocchiamo il fotovoltaico dalle nostre parti perché qualsiasi amministrazione comunale mette 1000 vincoli, 1000 veti, eccetera. Ma comunque non potremo vivere solo di sole e di vento, perché certe volte piove e certe volte non c'è il vento. È necessario insomma anche ricorrere a una energia alternativa che potrebbe essere proprio il nucleare. Abbiamo ancora soltanto un minuto, una parola sulla crisi dello stretto di Hormuz, verso quale direzione stiamo andando, si risolverà? Beh, si risolverà, questo lo vedremo di ora in ora, perché le dichiarazioni di Trump cambiano di ora in ora, anche di mezz'ora in mezz'ora. Però la questione reale è che pochi affrontano in modo concreto è che l'Iran non poteva essere una potenza nucleare, ci era molto vicino, potenza militare nucleare, c'era molto molto vicino, quindi ci voleva un pazzo come Trump per fare quella guerra che era indispensabile per evitare che questo accadesse, atteso che gli iraniani hanno dei missili con gittata di 4.500 km, come ha dimostrato l'incursione fino nell'Oceano Indiano, nella base di Diego Garcia americana. Quindi avrebbe potuto colpire tutta l'Europa. Quindi sarebbe diventato il vero dominus, ricattatore di tutto l'Occidente. Soprattutto avrebbe concretamente
realizzato la condizione per annientare lo Stato di Israele, no? Completando il lavoro di Adolf Hitler. Noi che abbiamo la risiera di San Sabba ne abbiamo qualche memoria. Qualche memoria storica. Allora grazie al Presidente Agrusti e torni presto a trovarci in collegamento qui ai nostri approfondimenti quotidiani. Grazie. Grazie a voi, buona giornata e buon 2 giugno. Grazie, buona giornata anche a lei e buon ponte, e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Buon ponte, la festa della Repubblica. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura, come ogni venerdì, vi ricordo che questa sera alle 21:10 c'è il Ring. Allora il sondaggio di oggi è legato a un tema di grandissima attualità: sicurezza, arrivano gli steward, anti-RIS serviranno? Sì 0422 1626 691, no 0422 1626 690. Questi numeri da chiamare per votare. Gli ospiti di questa sera saranno Michele Babuder, Forza Italia, Paolo Altin della lista Russo, Luca Bressan del Partito Democratico e Stefano Avian di Fratelli d'Italia. Poi alle 22:30 approfondiremo l'arrivo degli idrovolanti a Trieste con Roberto Bolelli di Mare Nord-Est, di cui parleremo fra poco anche nel corso del telegiornale. Ma andiamo subito alla cronaca sindacale, perché oggi sono scesi in piazza i lavoratori della Startec, chiedono garanzie sul futuro dell'azienda. Questa mattina sono scesi in piazza e sono stati ricevuti dal prefetto. L'erogazione degli stipendi non basta a tranquillizzarli. Vediamo. Perché oggi dal prefetto ovviamente oggi non ci aspettiamo delle risposte, ci aspettiamo che prenda in carico seriamente e che riferisca al governo la necessità di garantire la solidità societaria di chi costruirà il piano industriale, e quindi prospettive e futuro per questi lavoratori e per queste lavoratrici, tra i quali ci sono persone che non dormono da mesi perché non sanno quello che succederà del loro futuro. L'insonnia dei lavoratori Startec è legata a doppio filo con la preoccupazione e la mancanza di certezze per il futuro dell'azienda. Dopo la scomparsa dai radar a fine aprile dei due principali finanziatori annunciati e la temporanea crisi di liquidità che ha portato a forti ritardi nell'erogazione degli stipendi, circa 150 dei 320 dipendenti hanno partecipato al presidio di Piazza Unità promosso dalle sigle sindacali, le quali sono state poi ricevute dal prefetto Giuseppe Petronzi. Il prefetto, è la rappresentanza massima del governo sul nostro territorio. Serve un'azione forte del governo, serve che il Ministero, come ha annunciato già nell'ultimo incontro, mantenga una posizione ferma rispetto a un'azienda che deve dare concretezza. Quella concretezza oggi non c'è, quella concretezza ci dovrà essere all'incontro del 9 di giugno, perché senza concretezza non è possibile proseguire con questo piano industriale. Il prefetto ha ascoltato i rappresentanti dei lavoratori e ha condiviso le loro preoccupazioni, offrendosi di portarle in sede governativa e dicendosi disponibile ad accompagnare il percorso. Ora si attende il nuovo tavolo al Ministero, slittato al 9 giugno, per capire le strategie dei vertici aziendali per affrontare il prosieguo del piano industriale. Non festeggiamo il fatto che ci siano arrivati gli stipendi al 27, come è giusto che sia in una realtà normale, in un'azienda normale. Oggi la nostra è una forte preoccupazione su quello che è il futuro dell'azienda, perché non essendoci ad oggi ancora un nome di un finanziatore che possa sostenere il progetto, è chiaro che questa cosa qua ci mette in difficoltà. A settembre si doveva partire a pieno regime con la produzione, siamo a giugno e siamo ancora in cerca di un finanziatore. È stata riaperta una cicatrice che sanguina, e il sangue purtroppo è quello dei lavoratori, quelli che non hanno ricevuto gli stipendi, hanno dovuto subire dei ritardi, e oggi siamo davanti a un pagamento che è venuto ieri, ma noi abbiamo paura che il prossimo mese non sarà la stessa cosa. Si rinnova il progetto Un mare di differenziata, che vede comune Acegas, APS e AMGA per favorire la raccolta negli stabilimenti balneari dei rifiuti. Appunto. Quest'anno, fra l'altro, si amplia la platea delle realtà che hanno aderito a questa iniziativa. Allora ce ne parla Umberto Bosazzi.
è un'iniziativa che è arrivata al quinto anno, un'iniziativa che ha portato in maniera fattiva al 60% della raccolta differenziata presso gli stabilimenti nei quali è stata applicata. Massimo Buiatti, direttore dei servizi ambientali di Acegas APS Amga, presentando il quinto anno del progetto Un mare di differenziata promosso con il Comune, ne sottolinea subito la positiva portata per quanto riguarda una sorta di educazione alla raccolta, in qualche modo favorita proprio dal fatto che essa si applichi negli stabilimenti balneari, dove determinati messaggi evidentemente passano in maniera più efficace. L'iniziativa si inserisce nel contesto del beach litter, quello cioè dei rifiuti abbandonati sulle spiagge, una delle principali criticità a livello nazionale. Il progetto prevede la possibilità di installare isole ecologiche all'interno degli stabilimenti balneari aderenti, qualora già non vi fossero presenti, oltre alla possibilità di richiedere un servizio dedicato per la raccolta dei cartoni. Gli stabilimenti a loro volta si impegnano a promuovere comportamenti corretti fra i frequentatori. Oggi ci troviamo all'Ausonia, dove è stata la prima a promuovere questa iniziativa, ma sono stati coinvolti anche i circoli remieri, i circoli velici, fino allo stabilimento balneare di Stico più vicino a Miramare, e dopo anche Grignano, per cui tutta una serie di società e associazioni che hanno a cuore quella che è la tutela del nostro mare con piccoli gesti. Acegas si è messa a disposizione per un servizio di raccolta dedicato e quindi anche con agevolazioni in termini proprio pratici di raccolta del materiale che viene accumulato e differenziato negli stabilimenti. Il progetto si inserisce fra le iniziative che Acegas APS Amga e il Comune da tempo hanno in animo per sensibilizzare i cittadini sui temi della raccolta differenziata. In questi ultimi anni, insieme al Comune di Trieste, abbiamo fatto un percorso importante, anche grazie al PNRR, per dare un contributo forte a quella che è la raccolta differenziata. In primis abbiamo aperto un centro di raccolta nuovo che abbiamo inaugurato in marzo in via Giarizzole, e poi in seconda battuta la raccolta stradale intelligente, ovvero via Tessera, che in altipiano, siamo partiti con la zona altipiano, sta dando delle grandi soddisfazioni. Allora, ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione quest'oggi del traffico in città, una giornata particolarmente complessa per varie manifestazioni, presidi eccetera, e anche per lo sciopero dei mezzi pubblici. Allora sentiamo, abbiamo a telefono l'ispettore superiore Luisa Mastracchio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei telespettatori. Sì, uno sciopero dei mezzi pubblici, non abbiamo avuto ancora il polso di quanto è stata l'adesione, ma comunque dovrebbero essere sempre garantite le fasce protette. Allora, per quanto riguarda la nostra attività in particolare, abbiamo rilevato 2 incidenti solo danni sul viale Miramare all'altezza del locale Pane Quotidiano ed un altro in riva 3 novembre nei pressi del Ponte Verde. Questi solo danni, e poi uno conferito con un lieve ferito in largo Barriera Vecchia 14. Altre cose da dire: permane la chiusura della via Romagna al civico 42, e per quanto riguarda la via Costa Lunga all'intersezione con la via Paesiello è in atto un cantiere Acegas della rete gas con modifica della viabilità esistente, perciò attenzione nel transitare in zona. Altra cosa, una notizia: Galleria Carso viene riaperta per il ponte del 2 del 6 e in direzione Trieste, forse anche là non abbiamo notizie certe, la richiudono dal giorno 9 del 6, quindi potrebbe essere aperta dal 2 al 9, però non ci sono notizie, neanche l'ANAS ci ha dato notizie certe per il momento. E un'altra cosa, si è verificato un guasto elettrico sulla rete sotterranea di media tensione a Trieste in via Rivoltella, angolo via Sinico, pertanto sono stati istituiti dei divieti di sosta e di fermata ed un restringimento di careggiata con istituzione di un senso unico alternato regolato da Movieri, quindi anche qua attenzione a chi transitasse in zona. Ricordo, come avete già accennato voi, le rive chiuse per quanto riguarda dalle 12 di oggi alle 19 dell'8 del 6, proprio per diverse navi da crociera che approderanno nella nostra città. E ancora una cosa, stasera ci sarà l'inaugurazione di un monumento in memoria delle vittime delle foibe
dalle ore 18 alle ore 20 in largo Panfili, e noi saremo naturalmente sul posto per viabilità con le nostre pattuglie. Ecco, questo che avevo da dire, per il momento non ci sono altre cose, il traffico attualmente è abbastanza scarso e saluterei tutti e restituirei la linea. Grazie, allora un saluto a lei e ai suoi colleghi, buon lavoro. Naturalmente noi andiamo avanti e parliamo proprio di una delle tante manifestazioni che ci sono oggi in città, quella principale che è proprio in Piazza Unità ed è Mare Nord-Est. Questa mattina l'avete visto, se ci avete seguito in diretta, abbiamo seguito appunto l'arrivo degli idrovolanti del Giro d'Italia davanti allo specchio d'acqua, davanti a Piazza Unità, proprio nell'ambito di Mare Nord-Est. C'era per noi sul posto Bernardo Gulotta, allora vediamo il suo servizio. È il sorvolo sopra il Golfo di Trieste, poi l'ammaraggio nello specchio acqueo di fronte a Piazza Unità degli idrovolanti, uno degli elementi più iconici e distintivi di questa seconda giornata di Mare Nord-Est, la 15ª edizione, quella del 2026. Gli idrovolanti che sono venuti in città nell'ambito del Gidro, il Giro d'Italia in idrovolante. È un evento particolare, senza ombra di dubbio, estremamente impegnativo nell'organizzazione, perché chiaramente non è mai stato fatto, però il fatto di poter dare alla nostra città una piacevole cartolina di quello che tra l'altro era già stato fatto nel 1926, per intenderci, con la questione appunto del primo volo commerciale che congiungeva appunto Trieste con Torino con gli idrovolanti, è evidentemente un motivo per ricordare che Trieste è sempre stata artefice di grandissime iniziative. Noi siamo qui a Trieste, è la quarta tappa, la seconda edizione del Giro d'Italia a partire dal 22 di maggio e siamo qui al Molo d'Ace, che qui, anche qui insomma c'è stato momenti gloriosi e addirittura quest'anno si rievoca il centenario della prima compagnia di idrovolanti, la Sisa, che collegava Trieste passando da Venezia a Pavia. Torino. Non è solamente volo da diporto sportivo, ma anche un volo che serve anche al monitoraggio dell'ambiente, alla salvaguardia delle coste, dei parchi marini protetti e delle aree protette come parchi costieri e quant'altro. Presentiamo i piloti di questi idrovolanti che sono arrivati oggi a Trieste. Pascal Ballet, vengo dalla Svizzera. Benissimo. Poi? Graziano Mazzolari, vengo da Cremona. Sergio Scaramuzzi da Sondrio, Valtellina. Bruno Garbellini da Sondrio, Valtellina. Angelo Bonardi, anche lui da Cremona. Riccardo Brigliadori dalla terra bergamasca. Lodovico Vestani da Ferrara. Con gli idrovolanti moderni vogliamo ricordare i fasti e gli uomini che hanno fatto gli idrovolanti di allora. Infatti qui in questa zona nascevano gli idrovolanti, li costruivano nei primi del Novecento e noi vorremmo portare avanti ancora quel discorso qua degli idrovolanti, proprio ricordando chi li ha inventati, chi li ha costruiti, facendo queste commemorazioni. Una notizia di cronaca dell'ultima ora: aggredisce i carabinieri in Piazza Unità, il caos prosegue poi fino in caserma e viene sedato e portato in carcere. È successo ieri sera tardi, l'uomo è stato sedato da personale sanitario in caserma per poi essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara e una volta concluse le operazioni di rito è stato portato infine al Coroneo. L'Istituto regionale per i ciechi Rittmeyer di Trieste ospita da 2 giorni del convegno nazionale AMGO promosso dall'Unione Italiana Ciechi. Vediamo. Discipline nautiche e sport acquatici di giorno, villaggio espositivo, degustazioni e spettacoli fronte mare al calar della sera. Dal 5 al 7 giugno torna a Monfalcone Promo Mare, appuntamento dedicato alla cultura marittima, alla nautica e alle discipline veliche, giunto alla 9ª edizione, articolato quest'anno a Marina Iulia dalle 10 alle 17:30 e al Porticciolo Nazario Sauro dalle 18 alle 23. La manifestazione coincide con l'inaugurazione della stagione balneare in programma venerdì 5 giugno
giugno alle 11 a Marina Iulia e si lega al nuovo collegamento marittimo del Delfino Verde che dal 31 maggio al 20 settembre unisce Trieste, Sistiana e Duino a Monfalcone. Sarà Marina Iulia ad accogliere il cuore sportivo della manifestazione. La spiaggia ospiterà prove e dimostrazioni di vela, surf, kite e altre discipline. Il porticciolo Nazario Sauro ospiterà il villaggio serale di Promomare con 24 espositori tra stand associativi, aziende del settore nautico e aree dedicate alla degustazione di prodotti tipici regionali. Ecco, questo era il servizio relativo proprio alla presentazione ieri del Promomare, che è la manifestazione di Monfalcone dedicata proprio anche in questo caso al mare e alla cultura marittima. C'è ancora da ricordare il sondaggio, sicurezza, arrivano gli steward anti-rissa, serviranno, sì 0422 16 26 691, no 0422 16 26 690 nell'ambito di Ring di questa sera. Poi ne parleremo anche nuovamente dopo la pubblicità. Vi dicevo prima che ieri è iniziata la 2 giorni per quanto riguarda l'Istituto regionale per ciechi Rittmeyer di Trieste dell'Unione Italiana Ciechi. Vediamo com'è andata. È iniziata con la scopertura di una targa in onore del Rotary Trieste Alto Adriatico nel nuovo spazio Lumen, appena inaugurato e dotato delle ultime tecnologie dedicate agli ipovedenti, la 2 giorni di approfondimento all'Istituto regionale per ciechi Rittmeyer, gli spazi di Viale Miramare rinnovati nel segno del nuovo corso avviato dal commissario straordinario dell'Istituto Lorenzo Capaldo, sono diventati punto di riferimento a livello nazionale, ospitando il convegno AMGO a me gli occhi, prevenzione, riabilitazione, nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale in campo con gli smart glasses. Questo importante convegno con dei relatori davvero di eccellenza vuole focalizzarsi sia sulle tematiche della prevenzione sia sulle tematiche della riabilitazione per le disabilità visive, e le nuove tecnologie oggi non possono essere ignorate, tant'è vero che ci troviamo oggi in concomitanza anche con la scopertura della targa che vuole ringraziare il Rotary per averci donato questa sala multimediale che adesso tutti vedete. Insomma. Il convegno, che ha portato a Trieste i maggiori esperti italiani e internazionali di disabilità visiva, viene promosso annualmente dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che quest'anno ha scelto l'Istituto Giuliano. Riportare all'attenzione il grande servizio che questo istituto ha sempre svolto da decine e decine di anni per le persone non vedenti e ipovedenti, e perché vogliamo che questo servizio e questi servizi possano crescere, aumentare, essere anche più qualificati, più efficienti. Dunque i contenuti della 10ª edizione dell'appuntamento, che spazia dalla prevenzione, soprattutto riguardo i bambini, agli interventi di riabilitazione visiva, sino all'utilizzo mirato dei device più all'avanguardia. Durante questo convegno parleremo molto anche della prevenzione pediatrica e poi la riabilitazione accompagnata alle nuove tecnologie. Durante questo evento ci saranno dei corsi dedicati appunto alle nuove tecnologie legate anche all'intelligenza artificiale, che sta prendendo sempre più piede in tanti device, o anche ad esempio a smart glasses, può aiutare la persona a riconoscere le caratteristiche ambientali oppure anche a leggere. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Riprendiamo il telegiornale ricordandovi ancora una volta l'appuntamento di questa sera con Ring e con il sondaggio sicurezza, arrivano gli steward anti-rissa, serviranno? Questa la domanda, 0422 16 26 691 per il sì, 0422 16 26 690 per il no. Gli ospiti saranno Michele Babuder di Forza Italia, Paolo Altin della lista Russo, Luca Bressan del Partito Democratico, Stefano Avian di Fratelli d'Italia, e poi alle 22:30 ci sarà un approfondimento sull'arrivo degli idrovolanti a Trieste con Roberto Bolelli di Mare Nord-Est. Il progetto che ha messo insieme il Verdi e lo Stabile di Prosa regionale per la realizzazione della doppia versione del Romeo e Giulietta è giunto alla conclusione e oggi ne è stato tratto un bilancio più che positivo dal punto di vista culturale e organizzativo. Ce ne parla Umberto Bosazzi.
Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e il Teatro Verdi hanno tirato le somme dell'esperimento che dai primi di maggio e fino a qualche giorno fa ha visto i due teatri collaborare alla messa in scena del Romeo e Giulietta di Gounod e della tragedia shakespeariana. 6 recite per ogni spettacolo, salutate da un notevole successo di pubblico e di critica. Con il favore del pubblico c'è sicuramente anche il grande favore della Regione Friuli Venezia Giulia, perché è proprio così, quando due istituzioni importanti lavorano assieme il risultato non è una semplice somma, ma è qualcosa di più, è la sinergia, è il blocco dei nostri operatori culturali che sono capaci di immaginare, ideare progetti culturali e di realizzarli. Un progetto contrassegnato da una serie di iniziative collaterali che hanno accompagnato il pubblico, specialmente i giovani, ad una migliore e più partecipata visione degli spettacoli. Noi eravamo molto tranquilli sulla scelta perché la scelta è stata importante, il cast creativo lo conoscevamo e c'è un'affinità che rende semplice coniugare esigenze diverse, quindi diciamo è stato un progetto che ha avuto il risultato che ci aspettavamo anche in termini di provare a lavorare assieme pur essendo istituzioni così diverse. Un risultato che evidenzia una volta per tutte come se due colossi della cultura cittadina trovano un terreno fertile attorno al quale intervenire, il risultato positivo non aspetta altro se non ulteriori repliche. Consideriamo questo un punto di partenza, non sicuramente un punto d'arrivo. La collaborazione con il Verdi esiste già da alcuni anni, una collaborazione molto positiva. Questa è stata veramente così una punta di diamante per quanto ci riguarda, perché c'è stata un'integrazione totale tra Verdi e Rossetti, non una semplice collaborazione, ma proprio una fusione di intenti. Intanto comunque a febbraio 2027 lo spettacolo di prosa tornerà stavolta solo a Rossetti per poi iniziare una tournée le cui date si stanno componendo. È un'avventura che ci ha dato moltissime soddisfazioni artistiche perché è stato un meraviglioso lavoro con dei cast eccezionali da tutte e due le parti, esperti e internazionali per il mondo della lirica e giovanissimi attori trovati, molti dei quali dai provini nella parte invece di prosa. Ecco, è stata un'esperienza anche umanamente per me molto importante, molto toccante. Ha salvato dall'annegamento una ragazza caduta dal molo Audace. Per questo gesto il giovane Davide Mostarda è stato premiato ieri mattina dal sindaco nel salotto azzurro del municipio. Vediamo. La domenica di marzo stavo passeggiando con dei miei amici e sul molo Audace è caduta una ragazza in acqua e appena ci siamo accorti che appunto c'era una situazione di pericolo ho cercato di capire se riuscisse a tornare verso il molo in autonomia per tirarla su e salvarla. Poi quando ho capito che non ce l'avrebbe fatta mi sono tolto un po' di cose, mi sono buttato per prenderla. Il clima, la temperatura dell'acqua è stata l'unica cosa a cui non ho pensato, infatti appena l'ho toccata ho capito che era veramente fredda e ho agito distinto, sì. Lo racconta con grande semplicità, ma il suo gesto è stato tutt'altro che banale. Incurante della temperatura ancora rigida dell'acqua nella prima domenica di primavera, si è buttato in mare per salvare una ragazza caduta dal molo Audace, riportandola a riva in tempo per affidarla alle cure del personale sanitario. Il 31enne Davide Mostarda, udinese, consulente di Poste Italiane, ha ricevuto oggi dalle mani del sindaco di Piazza, nel salotto azzurro del municipio, un attestato di riconoscimento e una medaglia. Presenti alla breve cerimonia anche l'assessore alla sicurezza De Gavardo, parenti, amici e colleghi del giovane. Sono molto contento, soddisfatto di questo riconoscimento, mi fa piacere che qua con me ci sia la mia famiglia e anche qualche mio amico e credo che sia un gesto che andava fatto perché quella persona era in chiara difficoltà e quindi lo rifarei e spero che altre persone possano prendere spunto da questo gesto. Se questo significa essere eroe, sarò un eroe, però non mi sento tale, ecco. E Trieste e Bucarest al centro del confronto tra i paesi dell'iniziativa centroeuropea, in agenda integrazione europea, cooperazione regionale e nuove strategie per il futuro dell'organizzazione. Vediamo il servizio.
Doppio appuntamento istituzionale, poi l'iniziativa centroeuropea tra Trieste e Bucarest, con al centro il tema dell'integrazione europea e del rafforzamento della cooperazione regionale. Nel capoluogo giuliano il segretariato esecutivo dell'INCE ha ospitato la riunione del Comitato dei coordinatori nazionali dei Paesi membri, dedicata alle prospettive strategiche dell'organizzazione dopo il 2026, al rilancio del Summit INCE e al rafforzamento dei rapporti con l'Unione Europea, Nazioni Unite e organismi regionali. Al centro del confronto anche gli strumenti operativi dell'INCE, tra cui fondo di cooperazione, assistenza tecnica e progetti europei. Ovviamente i processi di integrazione avranno passi diversi, prima i Balcani occidentali che attendono da decine d'anni, ma certamente non possiamo non sottolineare, non ricordare quanto ha detto il cancelliere tedesco Merz in questi giorni. Io credo che il popolo ucraino e l'Ucraina stiano in Europa più di molti altri paesi in questo momento, perché da oltre 4 anni stanno difendendo un principio che è alla base dello Stato di diritto su cui è nata l'Unione Europea, cioè il diritto di autodeterminazione di un popolo. Nei giorni precedenti al Parlamento romeno di Bucarest si era riunito il Comitato parlamentare dell'INCE. I lavori hanno riguardato connettività infrastrutturale e digitale, ruolo delle autorità locali e coinvolgimento dei giovani nel processo di integrazione europea, con attenzione ai Balcani occidentali, all'Ucraina e alla Moldova. Vedo una grande attenzione intorno al corridoio AMEC, che è molto importante, che unisce l'India Middle East Corridor dall'India fino al Mediterraneo, e il ricordo che l'Adriatico è un canale di passaggio fondamentale, così tutti i paesi che lo compongono si affacciano o ne sono parte e costituiscono un po' la sfida per ottenere dei risultati concreti in tema di connettività su questo. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale che ritorna, ve lo ricordo, questa sera alle 19:30. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata a tutti.